Michaela Faggiani, presidente del Cantiere delle Donne e relatrice di Fate le Brave. Allora, da questo corso, dopo 8 mesi, 8 incontri, ecco, che cosa è emerso alla fine? Che cosa è rimasto? Che cosa avete dato e che cosa hanno preso? Allora, è rimasta tantissima energia e tanta voglia di fare, tanto appunto che Fate le Brave proseguirà in altro modo attraverso le scuole e le aziende, ma è rimasto soprattutto in termini di quello che hanno preso tante donne, tanti uomini, perché ci sono stati anche tanti uomini, e che ci hanno addirittura scritto moltissime mail chiedendoci aiuto. L'ultima, la cito, ci ha parlato di una situazione di sovraindebitamento proprio perché l'ha sentito parlare proprio in uno dei nostri incontri e ha detto: ho capito finalmente di che cosa sono vittima, ho capito che c'è uno strumento, ho bisogno di aiuto per usare questo strumento. Ecco, quindi secondo noi Fate le Brave è stato utile, questo è importante, per svelare delle cose, per fare informazione in modo che le donne, gli uomini possano liberarsi da quella che è l'ignoranza in materia di educazione finanziaria e soprattutto difendersi.